non c'è domenica, non c'è Natale, non c'è Pasqua, non ci sono ferie, non c'è niente. La mungitura inizia abitualmente presto la mattina? Sì, la mattina presto, sì. Già alle 5:30, 6 noi facciamo la nostra prima mungitura. Amici, guardate dove ci troviamo, siamo proprio nell'area dove si svolge la mungitura, ma facci vedere come avviene. Noi facciamo mungitura manualmente e prendiamo il capezzolo dell'animale nella parte bassa e stringiamo e avviene la mungitura. Non si prende nella parte alta perché appunto l'animale si fa male. E poi escono e tornano. Escono al pascolo naturale, poi la sera verso le 3:30, 4 le andiamo a radunare per appunto di nuovo mungerle. Guardate, facciamo ammirare in diretta, amici di Bella Sicilia Onda TV. A Carmelo. Ricordiamo la tua età. 20 anni. 20 anni? Sì. E ogni giorno col sorriso a fare il pastore. A fare qui il pastore. Nel cuore delle Madonie. Carmelo, abbiamo visto la mungitura, adesso siamo pronti per andare a fare la ricotta. Questo è un lavoro che tu fai ogni mattina? Sì, ogni mattina faccio questo lavoro. Come si procede? Intanto dopo la mungitura quali sono le fasi? Dopo la mungitura le mettiamo il latte in un recipiente aggiungiamo il caglio per appunto coagulare. E poi dopo diverse ore di attesa esce fuori la ricotta? Esce fuori la ricotta, sì. Dopo che coagula aggiungiamo l'acqua calda che la riscaldiamo con la nostra legna a 90 gradi e separiamo la parte solida da quella liquida. La liquida la aggiungiamo la mettiamo in un'altra pentola con l'aggiunta di latte e di sale per appunto fare la ricotta, invece la parte solida che si chiama la tuma la mettiamo nelle fascelle. Tu hai appena 20 anni, ma già da tantissimi anni vivi in questo mondo, grazie anche alla tua famiglia, grazie a tuo nonno. Sì, sì, già da quando avevo 5 anni venivo qua in campagna e ho fatto la mia prima mungitura con il nonno. E da allora hai sognato di fare questo mestiere, di fare il pastore? Ho sognato di fare questo mestiere, sì. Abbiamo visto che gli animali sono cresciuti anno dopo anno perché tu hai deciso di portare avanti questa attività, quindi questo è il tuo lavoro? Sì, anno dopo anno alleviamo sempre più capretti e aumentiamo l'azienda, incrementiamo. Tra pochi giorni ci sarà la grande festa, la festa della transumanza. Sì, ci sarà la festa della transumanza domenica 24 maggio, che appunto anche noi passeremo per le vie del paese con gli animali. Quindi lascerai questo luogo e ti sposterai in un'altra zona dove proseguirà poi l'attività sia della preparazione della ricotta e dei formaggi. Sì, sì, ci spostiamo dai pascoli di marina ai pascoli di montagna. Un lavoro difficile perché non ci sono ferie, non ci sono vacanze. Non c'è domenica, non c'è Natale, non c'è Pasqua, non ci sono ferie, non c'è niente. Però sì, sono felice e con tanti sacrifici e soprattutto tanti sacrifici e tanta passione portiamo avanti l'azienda. Da piccola ha imparato la mungitura, poi l'arte della preparazione dei formaggi e della ricotta e da qualche tempo ha imparato anche l'arte delle forme di caciocavallo. Sì, l'amministrazione comunale ha organizzato la scuola Giovani Pastori dove tutti noi pastori di Geraci abbiamo, grazie ai pastori un po' più anziani, ci hanno aiutato a realizzare questi cavallucci e palumerde, ci hanno proprio insegnato. Ti vedremo all'opera insieme agli altri pastori giovani di Geraci Sicolo domenica prossima, quindi all'aperto, sia di mattina sia di pomeriggio? Sì, sì, a realizzare proprio queste forme di caciocavallo. Ti manca la vita di città? A volte sì, però sono contento della scelta che ho fatto perché è stata una scelta consapevole. Ai giovani che ci stanno seguendo, che messaggio vuoi lanciare? Di inseguire sempre le proprie passioni e fare le scelte sempre col cuore. Le scelte fatte col cuore ripagano sempre. E incontriamo Antonio, un altro giovane di Geraci Siculo
che possiamo dire ha fatto ritorno in questa terra, perché tu hai studiato per tanti anni a Palermo. Sì, buongiorno amici di Bella Sicilia e benvenuti in Contrada San Giovanni. Io sì, come dicevi poc'anzi, sono stato un cittadino per molti anni, fino a 25 anni, poi quando ho finito gli studi, che poi per la seconda parte sono stati spinti anche da questa passione, ho studiato agraria e poi ho deciso di tornare di nuovo nel paese dei miei genitori e dei miei nonni per fare questo lavoro. Quindi stai portando avanti questa azienda? Sì, è un'azienda che già esisteva, questa è un'azienda che è presente da 4 generazioni. Ha iniziato il mio bisnonno, poi c'è stato mio nonno e mio zio, poi i miei cugini, i miei genitori no, che hanno fatto altro nella vita, e poi ora ci siamo io e i figli dei miei cugini che continuiamo questa tradizione di famiglia. Cosa troviamo qui? Noi alleviamo, storicamente era un'azienda in cui si allevavano vacche e capre di razze autoctone siciliane. Ora con noi ragazzi abbiamo cambiato un pochettino la tipologia di animali che alleviamo, e abbiamo pecore da latte, abbiamo introdotto razze da carne. Abbiamo allevamento di bovini di razze da carne e sono dei meticci, partendo sempre da una base di razze siciliane come Modicana, Cinisara o Rossa Siciliana, e poi noi abbiamo fatto degli incroci con razze da carne estere. Di cosa vediamo in questo momento? Sono delle pecore? In questi box ci sono, nel primo box, le agnelle da rimonta che ho allevato quest'anno per sostituire le pecore più anziane, quelle che hanno dei problemi. Nel secondo box ci sono gli arieti che a breve verranno immessi nel gregge per poter fecondare le pecore. Queste cose, i periodi in cui far riprodurre le pecore lo decidiamo noi in base poi a poter decidere quando partoriranno, per scegliere i momenti in cui c'è più erba, i pascoli sono più abbondanti e possono produrre più latte prima per gli agnelli e poi per noi, per le produzioni che dobbiamo fare. Tu hai deciso quindi di continuare questa attività che qui a Geracisicolo ha una lunga tradizione, una lunga storia. Sì, qua a Geracisicolo c'è una forte tradizione zootecnica, c'è anche stiamo facendo anche noi ragazzi un'associazione di giovani pastori, c'è una categoria molto radicata, anche c'è una forte fede nei confronti del Santissimo Sacramento. Ogni 7 anni organizziamo una festa per ringraziare il Santissimo Sacramento per le produzioni e per le buone annate che ci dà. La festa si è fatta lo scorso anno, quindi bisognerà attendere adesso altri 6 anni. Altri 6 anni, sì. E proprio per questa festa si fanno i tipici cacioforma, che sono del colombino, dei cavallucci realizzati a mano di caciocavallo, che fanno parte della nostra tradizione grazie a un progetto che ha promosso l'amministrazione comunale insieme alla regione siciliana. Con Sicilia, un progetto che era Sicilia che piace, se non sbaglio. È stato organizzato un corso a cui abbiamo partecipato molti ragazzi per appunto imparare questa tecnica affinché non si perda. Per fare questo lavoro ci vogliono 3 cose essenziali: la passione, perché senza passione non si può fare questo lavoro, bisogna avere l'amore per gli animali, per la natura, per la campagna, perché siamo un lavoro che si fa sotto le intemperie, siamo in montagna e non è facile. La seconda cosa importante sono i sacrifici, perché per fare questo lavoro bisogna sacrificare tanto, è un'attività che richiede sempre investimenti, sia di tempo, sia economici, sia di rinunzie. E poi la terza cosa molto importante è la pazienza. Molto importante avere pazienza in questo lavoro, perché ci sono delle dinamiche che non dipendono da noi e dobbiamo affrontare continuamente. Io faccio questo lavoro da circa 10 anni e in 10 anni abbiamo vissuto incendi, tempeste, annate brutte. Il popolo di Geraci è forte e voi giovani pastori, allevatori avete tanta tenacia. Le epidemie che abbiamo avuto qua, però noi siamo sempre qui presenti col sorriso, la nostra passione e l'amore per il nostro lavoro ci spinge ad andare avanti e ad alzarci ogni mattina convinti di quello che stiamo facendo. La parte più difficile è in base ai periodi.
tipo nei periodi invernali la parte più difficile è durante i parti, in cui dobbiamo accudire meglio gli animali, e poi in questi periodi invece la mungitura è un po' più pesante. E il nostro viaggio a Geraci Siculo continua e incontriamo altri giovani allevatori. Siamo in compagnia di Giacomo. Francesco. Siete entrambi giovanissimi, siete fratelli. Quanti anni avete? Io 21 e lui 25. E tu? 24. E tutte e due lavorate nell'azienda di famiglia? Sì, abbiamo ereditato l'azienda di nostro zio, che ormai ha 84 anni, ma continua ad aiutarci, a darci la sua esperienza, e da quando abbiamo finito gli studi lo facciamo, è il nostro lavoro e facciamo quotidianamente. E qui ci troviamo proprio nel vostro ambiente, qui nasce tutto. Sì, questa diciamo che è la parte di azienda in cui passiamo il periodo primaverile, perché noi ci spostiamo dai pascoli di marina a quelli di montagna, e per ora diciamo siamo nella via di mezzo e poi proseguiremo per la montagna. Qui ogni giorno viene prima la mungitura e poi la preparazione del formaggio. Sì, partiamo dalla mungitura che l'effettuiamo mattina presto, e poi proseguiamo con la casificazione, e poi portiamo gli animali al pascolo e così via. Questa è la nostra giornata. Che tipo di animali avete? Noi alleviamo vacche e capre di razze autoctone siciliane. Vi occupate anche della mungitura fatta a mano? Sì, la mungitura l'effettuiamo ancora a mano. Francesco, tu ti occupi in particolare dell'arte della casificazione, quindi ogni giorno parlaci un po' della tua attività, come si avviene, come si svolge all'interno di questo casolare. Allora, come finisce la mungitura, mettiamo il latte nell'apposita tina, diciamo, e gli mettiamo il quaglio per fare la preparazione del formaggio. Dopo che facciamo il formaggio trasportiamo di nuovo, diciamo, la lacciata, o meglio è l'acqua che viene dalla deviazione quando facciamo il formaggio nell'acquadara, per fare la ricotta. E dopo la ricotta, dipende il periodo, c'è quando facciamo il formaggio, c'è quando il caciocavallo, ci svariamo, diciamo, andiamo facendo vari lavori. Ecco, tu hai imparato anche a fare il caciocavallo, è forse la parte più difficile di questo lavoro? Sì, perché ci vuole molta manualità, anche perché le mani devono stare a mollo all'acqua bollente, e quindi non tutti hanno questa cosa di preparazione per fare il caciocavallo, diciamo. Sappiamo che qui c'è la tradizione anche di formare le formine di caciocavallo. Sì, qua realizziamo anche i capannuzzi del Palommed, che l'anno scorso abbiamo fatto un corso noi giovani pastori per impararci appunto quest'arte, perché non la vogliamo fare perdere, è una tradizione del nostro paese e la vogliamo portare avanti. E domenica ci sarà la transumanza, quindi significa che gli animali lasceranno questa zona per spostarsi a monte? Sì, nei pascoli di montagna, che sono ancora più freschi rispetto a quelli di marina. E in quell'occasione ci sarà la possibilità di vedervi all'opera, preparare la ricotta, farla degustare gratuitamente ai visitatori e vedervi anche realizzare le forme di caciocavallo. Sì, faremo anche i capannuzzi del Palommed, appresso la lavorazione della tuma e della ricotta. Tu sei giovanissimo e hai deciso di svolgere questa attività, è un'attività che ti rende felice? Sì, mi rende felice e soprattutto fiero, dà molte soddisfazioni, anche se è duro come lavoro, però dà molte soddisfazioni. Diciamo che non ci sono tante ferie, tanti riposi. No, niente feste, niente ferie, niente. Anche quando stiamo male è un sacrificio, ma dobbiamo venire lo stesso in azienda. Abbiamo visto che gli animali poi vengono lasciati liberi al pascolo. Sì, soprattutto in questo periodo gli animali stanno sempre al pascolo, invece nel periodo invernale passano del tempo in stalla e poi anche al pascolo. Diciamo che il nostro è un allevamento semibrato. Domenica, in occasione della transumanza, ci sarà la possibilità di ascoltare il suono delle campane, che vi contraddistingue, in qualche modo c'è una competizione sana tra di voi. Sì, è una tradizione che portiamo avanti dai nostri antenati, e ognuno di noi ci tiene sia per l'utile e comunque per il dilettevole, perché comunque è una passione che abbiamo, ma è anche molto importante avere le campane degli animali per trovarle, perché appunto tenendoli al pascolo è importante sentire le campane per trovarle. Ci puoi mostrare alcune campane? Vediamo, abbiamo qui due tipologie. Queste sono le campane delle capre, queste sono più grandi, le mettiamo a primavera alle capre, soprattutto a quelle più giovani che hanno più forza, e queste sono quelle più piccoline che teniamo nel periodo invernale, oppure alle capre più piccole o alle più anziane. Poi ci sono quelle delle mucche,
Stessa cosa di quelle delle capre, abbiamo delle campane più grandi che mettiamo alle vacche più giovani che hanno più forza e le mettiamo durante i periodi primaverili quando usciamo le mucche dalla stalla. Questo in dialetto siciliano si chiama mezzenese, ogni campana ha il suo nome. E le campane le mettiamo in base pure ai caratteri degli animali e tutto. Se magari ci sono vacche più giovani che sono più allegre, gli mettiamo campane più pesanti, e poi c'è la vacca più anziana, gli mettiamo le campane più leggere. Hanno uno scopo anche, perché vi permettono di individuare gli animali. Individuare gli animali e capire se il nostro greggio è quello di un altro. Quindi il suono cambia da gregge a gregge. Sì, sì, il suono cambia da gregge a gregge. E nella transumanza ci sarà la gioia per far suonare le campane più forte possibile. Sì, sì. Tra poco andranno al pascolo. Sì, sì, andando al pascolo. Quindi tutti i giorni vanno in libertà, sì, qui in queste vallate. Sì, sì, le raduniamo solo al momento della mungitura e poi stanno sempre al pascolo, tutto il giorno. E poi ritornano in serata qui. Sì, sì, ritornano in serata per la mungitura e poi escono di nuovo. Ma perché è più difficile mantenere le capre rispetto alle mucche? Perché le capre, intanto proprio come caratteri animali, sono molto più vivaci delle mucche. Poi ultimamente con la presenza di daini e cinghiali le recinzioni sono distrutte e quindi tendono molto di più ad uscire. Le mucche magari lo tengono di più le nostre recinzioni, invece le capre escono più facilmente e quindi bisogna starci sempre appresso. Quindi ogni giorno ti devi prendere cura di loro? Sì, sì. E lo fai con tanta passione? Con tanta passione, sì. Complimenti. E qui a Geraci Siculo incontriamo anche Gabriele. Gabriele, tu porti avanti l'attività di famiglia? Sì, sì, abbiamo un allevamento di bovini da carne. Sono subentrato da 2 anni all'azienda di papà e cerco di portarla avanti al meglio. Abbiamo dei pascoli in montagna, come abbiamo anche quelle di marina. I tuoi animali si trovano quindi nella parte bassa attualmente di Geraci? Sì, sì, sì. Sono a valle, diciamo, in Contrada San Giovanni, sono a valle, sì. Più in là, quando inizierà a fare più caldo, una parte li trasferiremo in montagna, che abbiamo dei pascoli privati anche nelle montagne. Vivono in libertà, ciò cambia tanto per il risultato finale, perché sono animali che godono del benessere. Sì, sì, assolutamente sì, vivono per lo più allo stato brado, sia di periodo soprattutto primaverile ed estivo, d'inverno è semibrado, cioè abbiamo degli stabilimenti e li mettiamo sì dentro. Anche perché qui fa freddo d'inverno. Sì, 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 ci sono certe annate che fa neve molto alta e siamo costretti a metterli dentro. Quando è iniziato questo lavoro? Ma questo lavoro io l'ho iniziato da quando sono nato, perché è un allevamento molto storico, siamo alla 4ª generazione con me, ce lo faccio da quando sono piccolissimo. Ci vuole passione, tantissima passione, molto impegno tra l'altro, però poi ci sono anche delle soddisfazioni, dai, questo si può dire. È bello vedere tanti giovani qui a Geraci Siculo tutti impegnati in questo settore. Sì, sì, assolutamente, ci sono da un po' di anni a questa parte molti giovani che si sono insediati e questo è un bene, secondo me, sia per il territorio che per gli allevamenti in sé per sé, perché ci vuole il custode, è assolutamente un bene. Per voi pastori è una festa ogni anno, sì, sì. Già da tempo, ma ultimamente è una festa anche per i turisti, perché sappiamo che è un evento che cresce anche a livello turistico. Sì, sì, è stato promosso sia dagli amministratori comunali che anche parte della regione, è stato promosso anche sia dal punto di vista di tutte le parti burocratiche che se ne occupa, perché attualmente è molto visiva come tradizione, perché sta diventando popolare e questo secondo me è un bene per tutti.
E siamo ritornati a Geraci di Siculo perché tra pochi giorni si svolgerà la transumanza, una festa dei pastori ma che da diversi anni è diventata la festa di tutti, anche dei turisti. Sì, buongiorno a tutti, siamo alla 16ª edizione della transumanza di questa bellissima festa. La transumanza è rientrata nel patrimonio dell'UNESCO, noi pastori la facciamo con tanto amore e tanta felicità perché ci teniamo veramente, e invito tutti a venire a visitare il nostro borgo e invito tutti a venire a vedere proprio la festa della transumanza. Faremo la casificazione, faremo il passaggio degli animali, è un momento conviviale con tutti, faremo vedere tutte le cose che facciamo giornaliere. Qui ci troviamo in uno dei luoghi assegnati ai pastori. Sì, questo è un luogo assegnato dal comune a noi pastori e si chiama Marcato Roccafumate. Il comune ha fatto dei siti, ha allestito dei siti e sono questo qua della Roccafumate, e poi abbiamo altri siti che sono in montagna dove andremo dal 24 maggio in poi. Quindi gli animali che si trovano attualmente ospitati qui lasceranno questa zona per alcuni mesi, si trasferiranno in montagna per tutto il periodo estivo. Sì, per tutto il periodo estivo saranno in montagna, avranno più libertà e quant'altro, è il loro habitat. Qui che animali troviamo? Qui troverete le pecore e le capre. Sono delle particolari tipologie di capre? No, capre di montagna, pecore pecore che abbiamo noi. E ogni giorno avviene la mungitura? Ogni giorno abbiamo questo lavoro che facciamo con passione, e quindi ci alziamo alle 5 la mattina e poi alle 5 e mezza già siamo qua in azienda, facciamo la mungitura a mano, trasformiamo il latte e facciamo il formaggio e la ricotta con i metodi antichi. Un'attività che coinvolge anche i giovani di Geraci Siculo. A Geraci abbiamo la fortuna di avere un bel gruppetto di giovani che hanno intrapreso questa bellissima strada di pastore, perché giustamente gli anziani ora si sono ritirati e abbiamo questi giovani che stanno investendo sul nostro territorio. Qui oggi vedremo Carmelo prima mungere gli animali e poi preparare la ricotta con il metodo antico. Sì, allora mi sento fortunato, io e mio fratello, che abbiamo questa azienda ed è subentrato ora da quest'anno mio nipote Carmelo, figlio di un altro mio fratello, e quindi ha finito l'agrario e ha voluto subentrare in azienda, non ha voluto continuare gli studi, quindi per noi è una felicità e una gioia aumentare di nuovo l'azienda e crescere. E anche i giovani di Geraci Siculo saranno protagonisti per la festa della transumanza con la realizzazione delle forme di caciocavallo, un mestiere antico, un'arte antica che hanno imparato da poco i giovani. Sì, abbiamo avuto la fortuna come comune, abbiamo fatto fare questa scuola ai giovani pastori per la realizzazione di questi cacioformi, per fare i cavalluzzi e i palometri che servono per arricchire, adornare il cerchio che viene messo per la festa della Carvaccata, che si fa ogni 7 anni. C'erano 3 pastori che li facevano e che li fanno ancora, però abbiamo pensato come amministrazione che bisognava fare una scuola per questi giovani ragazzi e ce l'abbiamo fatta. Quindi ci sarà la possibilità di vedere la preparazione della ricotta, gustare la ricotta, vedere i giovani pastori geracesi preparare le forme di caciocavallo. Poi nel pomeriggio ci sarà il passaggio delle mandrie e poi in serata chiusura in bellezza. Sì, domenica mattina avremo il piacere che questi giovani ragazzi faranno vedere come si fanno questi cavallucci e queste pallombine, e poi pomeriggio ripetono nuovamente, oltre a tutto quello che devono fare e che dobbiamo fare. In serata la grigliata? In serata ci sarà la grigliata, invito tutti a venirci a trovare, a venire a degustare questi nostri prodotti e a visitare il nostro borgo, perché è bello. Anche dopo la transumanza l'invito è quello di venire a Geraci Siculo, visitare questo bellissimo borgo che fa parte anche del circuito turistico Bella Sicilia e gustare i prodotti genuini che vengono preparati così come facevano i nonni. A chilometro zero. E Geraci Siculo significa anche tanti sapori, sapori genuini, soprattutto i piatti della tradizione. Siamo in compagnia di Carmelo, ci troviamo nel tuo ristorante? Ci troviamo a Geraci Siculo, in provincia di Palermo, a Rifugio dell'Aquila. È una trattoria sulle Madonie dove diamo la possibilità di assaggiare dei prodotti antichi, un po' rivisitati, a chilometro zero nei nostri paesi.
E oggi per gli amici di Onda TV e Bella Sicilia hai preparato alcune specialità, solo una piccola anticipazione di ciò che si può gustare qui nel tuo locale. Sì, oggi vi ho preparato dei sezzuzzunenda, che sono delle polpettine con foglie di alloro, con un piatto antichissimo ma che rispecchia tantissimo la tradizione di Geracisicolo. Quindi come vengono preparati? Questi qua vengono preparati con del tritato di manzo, un po' di formaggio, dell'aglio, della menta e del pane raffermo, vengono impastati e poi si possono fare sia fritte in olio d'oliva oppure direttamente sulla brace, che sono una specialità. Una nota importante è che va utilizzata sempre una foglia di alloro, possibilmente biologica, che sia abbastanza secca, perché altrimenti può riportare delle note di amarognolo al palato. E questo è uno dei piatti simbolo di Geracisicolo che in molti hanno cercato anche di imitare. Sì, lo hanno imitato, però non riescono perché non ci sono i prodotti locali che abbiamo qua a Geraci, come il formaggio, come la carne, come la menta che viene raccolta nei campi. E poi tra l'altro noi abbiamo lottato per più di 10 anni, al 15° anno di apertura di quest'anno, per farlo conoscere a tutta la Sicilia, a tutte le persone che vengono a Geraci. Poi da questa parte invece abbiamo un piccolo antipastino molto semplice da fare anche a casa, che però ci ricorda sempre i nostri cari, che sono del pane girato nel latte e poi viene arrotolato nell'uovo e fritto direttamente, e noi chiamiamo pan frioto, che è proprio così, è una ricetta che si faceva prima, che abbiamo ripreso nuovamente qua. È una ricetta di recupero delle nonne. Di recupero, perché magari c'era il pane di 2 o 3 giorni fa, non sapevano cosa farne e veniva utilizzato in questo modo. Però è molto interessante che sta piacendo anche ai giovani questa cosa e quindi è molto gradevole. E qui infine un punto di forza. Allora io sono uno dei fungiari più famosi di Geraci, perché siamo in tanti che andiamo per i funghi e cerchiamo anche di divulgare il senso della micologia sia nel rispetto che nella conoscenza culinaria, cercando di tramandarla anche a persone che si vogliono avvicinare a questo mondo. Purtroppo però alcune volte la natura non ci dà opportunità di raccogliere, perché causa di mancata precipitazione o troppa siccità, però abbiamo una bellissima opportunità qua a Geraci con un nostro coltivatore di funghi che ci fornisce del funghi cardoncelli e poi vengono manipolati e cucinati in maniera eccellente. Quindi li troviamo tutto l'anno? Questi li troviamo tutto l'anno, a parte nei mesi proprio freddissimi, posto 30-40 giorni massimo, ma li troviamo tutto l'anno questi qua. Oggi ci è preparato anche un primo piatto con i funghi. Oggi abbiamo fatto anche una fettuccina con della pasta all'uovo fresca con i funghi, che la possiamo fare sia per le persone amanti vegetariane, e aggiungiamo un tono di salsiccia e qualche altra, un po' di cipolla per quelli che magari mangiano anche la carne, per tutti i gusti. E proprio la carne è un altro punto di forza della tua attività? Forza dell'attività, perché ci forniamo dai produttori locali, dove stiamo tentando di fare conoscere anche delle razze locali come la frisona, come altre tipologie che crescono in questi posti, anche se ultimamente hanno avuto un po' di difficoltà con delle piccole problematiche, però pian piano la stiamo mettendo in atto anche questa tipologia di carne. E qui dietro le nostre spalle abbiamo l'immagine di Geracisicolo, il borgo del quale tu sei innamorato. Hai deciso di ritornare qui e di scommettere su questa terra? Scommetterci, sì, perché basta solo un po' di volontà e un po' di sacrificio e tentare di farci conoscere. Può funzionare, basta solo un po' di volontà. Ogni anno vediamo che cresce il numero di visitatori che vengono qui a Geracisicolo. Cresce anche grazie all'aiuto di tutti, delle divulgazioni, dei social, delle amministrazioni, delle proloco, dei giovani, che abbiamo anche dei giovani che aiutano sempre a fare dei piccoli punti di divertimento, anche se il tempo alcune volte ci tradisce un po' a Geraci, però è tipico di Geraci quel freddo anche. Siamo in montagna. Perché siamo in montagna, però qua non si soffre del caldo, e per chi vuole passare un fine settimana gradevole qua è il punto perfetto. Abbiamo anche delle strutture ricettive interessanti nel paese. Qui a Geraci ci sono anche tante attività che propongono buon cibo, tanti ristoranti, trattorie, e poi ci sono anche strutture ricettive dove poter trascorrere magari qualche giorno. Sì, sicuramente l'offerta si è incrementata molto negli ultimi anni, quindi tanta possibilità di gustare piatti tipici in diversi ristoranti che sono presenti, la possibilità di dormire, un'offerta variegata che va da un'ospitalità anche molto semplice, ma per persone
persone che praticano il turismo naturalistico ad alberghi a 4 stelle, insomma, in cui diciamo, la tipologia diciamo, di clientela è diversa, e quindi possibilità anche abbiamo anche una spa all'interno diciamo, delle strutture ricettive, tanti B&B che, diciamo, che offrono prodotti di qualità. Tra poco andremo a vedere la preparazione della ricotta, andremo in alcune aziende del luogo dove i protagonisti sono i giovani, e questo fa ben sperare per il futuro. Facciamo i complimenti a tutti i giovani che si stanno avvicinando, c'è chi ha lasciato la città e sta ritornando nel paese di origine per portare avanti l'azienda di famiglia, magari dei nonni. Sì, questo è un aspetto molto importante che connota appunto la nostra economia, il nostro settore primario, soprattutto il nostro settore primario, tanti giovani che si mettono nel mondo dell'agricoltura e della zootecnia, quindi con un grande ricambio generazionale. L'azienda che è in mano al nonno, agli zii, passa in mano dei nipoti, giovani tra 20 e 30 anni, sono tanti quelli che diciamo, hanno avviato nuove attività economiche, l'amministrazione, il comune cerca di sostenerli al meglio, però è una cosa molto bella perché diciamo, questo tasso di occupazione giovanile, questo tasso questo ricambio generazionale fa ben sperare che si presidiano alcune attività. Chiaramente si tratta anche di giovani preparati, giovani formati diciamo, nel campo, e quindi la possibilità di coniugare gli aspetti dell'agricoltura e della zootecnia tradizionale con dei modi di produrre, con delle visioni, con degli aspetti di marketing che provengono dai loro studi, fanno ben sperare perché anche i nostri prodotti possono essere collocati non soltanto a Gerace, non soltanto nei paesi vicini, ma possono, diciamo, sui nostri prodotti si possa ragionare anche con una sorta di e-commerce e di altre attività più moderne che chiaramente sono necessarie per poter dare vitalità alle aziende presenti. Nei mesi scorsi l'amministrazione comunale ha portato avanti un progetto per insegnare ai giovani casari, ai giovani pastori di Gerace Siculo l'arte delle forme di caciocavallo, un'arte che i pastori anziani, i casari anziani portavano avanti e portano ancora avanti, però per non far perdere questa tradizione voi avete realizzato anche una scuola. Abbiamo realizzato sì, l'anno scorso una scuola per la lavorazione della pasta filata, delle cacioforme, sono il caciocavallo, insomma, a pasta fusa che viene lavorato manualmente per la realizzazione di animali che possono essere delle colombine piuttosto che dei cavallucci. Questa tradizione è legata soprattutto a una festa, alla Carvaccata dei Vistiamara, che è una festa di ringraziamento dei nostri pastori al Santissimo Sacramento, che viene celebrato ogni anno la terza domenica di luglio e in forma solenne ogni 7 anni. Allora, per non fare perdere questa tradizione, abbiamo realizzato questa scuola a cui hanno partecipato circa 10 ragazzi che a breve si costituiranno in associazione e che diciamo, ha acquisito i saperi trasmessi da pastori più anziani, quindi loro si sono formati, ora hanno raggiunto ottimi livelli, li vedremo all'opera anche domenica durante il percorso della transumanza. E un'altra diciamo, scuola realizzeremo nelle prossime settimane e anche nel mese di giugno, legata alla lavorazione degli agnelli pasquali, con un altro finanziamento legato sempre a Sicilia che piace 2026. Cercheremo di non far perdere un'altra tradizione, che è quella della lavorazione di alcuni biscotti tipici del periodo pasquale, che prima venivano realizzati soltanto in casa, ora vengono realizzate dai forni, ma cercheremo anche di qua di acquisire la disponibilità di un buon numero di giovani, in modo che questa tradizione possa essere tramandata ulteriormente e anche da questo possa svilupparsi un'associazione o anche piccola attività economica. Non resta altro quindi che dare l'appuntamento proprio qui domenica 24 maggio con il passaggio degli animali qui sul corso principale, ma soprattutto per vivere un'esperienza unica che ancora Gerace Siculo può offrire.
Sì, sicuramente l'appuntamento è per il 24 maggio, ma l'appuntamento può essere replicato anche nelle settimane, nei fine settimana successivi. Le nostre aziende si spostano in montagna abbiamo degli opifici di caseificazione tradizionale, per cui si può assistere alla caseificazione e quindi assistere a queste attività anche nei prossimi fine settimana, e perché no nel mese di giugno ci sarà anche in montagna la tosatura delle pecore, per cui anche quell'altra esperienza può essere fatta, diciamo, e si può partecipare in maniera spontanea, anche degustando i prodotti tipici del nostro territorio, dei prodotti tipici nostri in montagna. Ci sono dei luoghi bellissimi, ci sono dei sentieri, delle strade acciottolate, c'è piano catarineci, insomma si può percorrere, diciamo, passare una bella giornata anche in montagna, senza, diciamo, che è gratificante per tutti.